Il premio finale, come ogni anno, si terrà il 18 novembre presso la Camera di Commercio di Treviso, quindi nel Salone della Camera di Commercio, e lì appunto i tre libri vincitori delle varie sezioni poi si scontreranno in diretta per il vincitore del premio con la giuria popolare che al momento voterà il vincitore del premio. Conto alla rovescia per conoscere il vincitore della 41esima edizione del premio letterario Gambrinus Mazzotti, nato per ricordare la figura e l'opera del grande scrittore e saggista Giuseppe Mazzotti. Montagna, cultura e civiltà, esplorazione ai viaggi, finestra sulle Venezie, la terna di quest'anno. È connubio tra la figura di Beppi Mazzotti, che aveva a cuore la montagna, le ville venete e anche l'artigianato locale, con anche la gastronomia e l'enogastronomia appunto legata alla sua passione per il Gambrinus. Come ogni anno al centro delle opere letterarie le tematiche che tanto stavano a cuore a Mazzotti. Quello che il premio oggi porta è una grande attualità su quelli che sono temi che tutti i giorni viviamo, quindi il rispetto dell'ambiente, la valorizzazione della cultura territoriale anche attraverso la cultura dell'artigianato. Attendiamo con trepidante attesa di capire chi sarà il vincitore di questa edizione e penso che ci saranno delle belle sorprese.